L'albero era enorme con una bella chioma, è stato squilibrato, abbiamo sentito un doppio crack e si è staccato probabilmente prima la radice e poi è caduto completamente e si è adagiato sul giardino di fronte. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Quella è stata veramente sì la fortuna perché non c'era nessuno, né macchine parcheggiate né pedoni in transito, quindi bene così. Si tira un sospiro di sollievo a Mogliano dove le luci del giorno restituiscono la scena di una tragedia sfiorata. Siamo in via Pirandello dove un pino marittimo che si trovava all'interno di un giardino privato è crollato al suolo, invadendo gli esterni della casa di fronte, bloccandone pure l'ingresso. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Copione simile poco distante all'incrocio tra via Rossini e via Ronzinella. Anche qui a cadere è stato un pino marittimo che si trovava nel cortile di una bifamiliare a ridosso di una delle vie più trafficate. Fortissimo verso le 10 di sera, fino stamattina alle 5, stamattina 5 è fortissimo e anche sempre piovuto tutta la notte. Interventi per alberi crollati si sono registrati anche a Casale e Monastera, con un'allerta meteo progressivamente rientrata nel corso della giornata. Nel pomeriggio lo stesso bollettino della Protezione Civile ha riportato al verde fisiologico buona parte dei bacini veneti, con allerta gialla ma in fase di risoluzione su Bassopiave, Bacchiglione e Livenza, livelli sostenuti sul Monticano. Sembra passata, l'allertamento è ancora attivo, ma se le precipitazioni continuano così non ravviso situazioni di pericolo.